Buon pomeriggio a tutti. Consueto bollettino sulla situazione coronavirus. Per il Polesine, ma come le altre volte io partirei dal contesto, partirei dal quadro regionale. Ecco, nel bollettino di stamani abbiamo 5.122 in totale persone positive, 1113 ricoverate e 255 in terapia intensiva. Rispetto alle 8 di ieri, quindi nelle ultime 24 ore, abbiamo avuto 373 nuovi casi di positività. Un numero che è un po' più basso rispetto a quello degli altri giorni. Sono state 93 le persone ricoverate nelle 24 ore tra le 8 di ieri e le 8 di stamani, però quello che preoccupa è 26 persone che sono state ricoverate in terapia intensiva. C'è un accenno dal punto di vista della numerosità generale, c'è un accenno alla diminuzione dei casi, alla diminuzione della crescita dei casi, mentre invece è importante il numero delle situazioni più gravi, 26 persone ricoverate in terapia intensiva. Certamente questa è una settimana decisiva, l'ho detto tante volte che intorno a questa data 22, 23, 24 avremmo avuto una prima valutazione riguardo al fatto che le disposizioni contenute nel DPCM avessero dato un loro effetto positivo e quindi vedere la curva che cambia un pochino la sua pendenza. Sembra che qualche risultato ci sia, però ci vogliono ancora almeno un paio di giorni. Questa diventa una settimana cruciale certamente per fare questa valutazione, che però sia chiaro non vuol dire che quindi abbiamo imboccato l'ultimo miglio, cioè siamo arrivati alla fine della situazione, assolutamente no. Vediamo se riusciamo a invertire, se siamo riusciti a invertire la tendenza della curva in perenne salita, quindi invertire la tendenza della curva, e poi però ne avremo ancora per un bel po' per quanto riguarda la presenza dell'infezione da coronavirus. Questo per quanto riguarda un po' il quadro generale. Dicevo 26 persone che dalle 8 di ieri mattina alle 8 di stamani sono state ricoverate in terapia intensiva, e anche per dire nel nostro territorio siamo oggi a 5 persone ricoverate in terapia intensiva a 300 perché affette da coronavirus con una forma quindi anche particolarmente impegnativa e grave, perché come ho detto anche ieri, l'altro ieri, effettivamente il problema è che oltre ad avere l'aumento della numerosità abbiamo soprattutto anche casi un po' più complessi dal punto di vista clinico. Per quanto riguarda la situazione a livello polesano, noi oggi abbiamo avuto il riscontro di 4 positività, che poi in realtà diventano 2 per quanto riguarda proprio le persone polesane, perché per altre 2 si tratta di persone che non risiedono in Polesine, poi spiego. Vi ho già detto che questo altalenare di numeri, di dati, un colpo 21, un colpo 8, un colpo 2, un colpo 9, ecco, oggi 2, non significa che c'è una situazione più grave o meno grave del problema dell'infezione da coronavirus. Questi tempi sono legati anche alla processazione da parte del laboratorio di Padova dei tamponi che inviamo, e possiamo avere anche dei tempi di latenza anche un pochino più lunghi rispetto a quella che erano nella prima fase dell'infezione da coronavirus
qui in Veneto, nel senso che le richieste di processazione sono nettamente aumentate. Ma poi torno sul tema dei tamponi. Dicevo, abbiamo due nuovi casi, si tratta di una signora del 1938 del Medio Polesine che ha contratto l'infezione probabilmente a livello familiare che è risultato positivo, probabilmente l'ha contratta prima che il familiare fosse posto in isolamento. La signora che è arrivata a noi per la sintomatologia importante è stata ricoverata il giorno 21, è stata oggi trasferita questa mattina in terapia intensiva a Trecenta ed è il quinto paziente che abbiamo ospite in terapia intensiva a Trecenta. Le condizioni sono, come capite, impegnative ma stabili. Poi abbiamo un'altra ragazza del 1990, sempre a dimostrazione che il virus non ha attenzione per l'età anagrafica, non predilige solo le persone più anziane, ma interessa chiunque. È una ragazza di Rovigo, è una ragazza che svolge attività come operatore sanitario presso la struttura di Schiavonia e è risultata positiva al tampone eseguito presso la struttura di Schiavonia. È in isolamento domiciliare, le sue condizioni non hanno nulla di preoccupante ed è in isolamento domiciliare. Chiaramente, come sempre, è partito il percorso della ricostruzione dei contatti per porre in isolamento tutte le persone che sono venute appunto in contatto con questi due positivi. Poi abbiamo una coppia di persone, un maschio del 1960 e una donna del 1970 che sono ancora formalmente residenti a Rovigo ma da lungo tempo domiciliati fuori provincia nel Padovano e che avevano anche in corso le pratiche per il trasferimento della residenza, per cui diciamo che non sono ascrivibili come casi positivi al territorio polesano, anche perché tutti i contatti che loro hanno avuto li hanno avuti nel Padovano. Sempre per quanto riguarda il bollettino, chiamiamolo clinico, cioè dei ricoveri di persone positive al coronavirus, abbiamo 17 persone ricoverate tra la pneumologia e la semi-intensiva respiratoria e non mi stancherò di dire che è stata veramente importante la scelta di attivare già tempo addietro e di attivare 20 nuovi posti aggiuntivi di terapia semi-intensiva respiratoria che danno una grande mano alla pneumologia proprio per quei pazienti che hanno bisogno di un supporto respiratorio che non è inteso come ventilazione meccanica ma come una assistenza con alti flussi di ossigeno e pressione positiva. Poi abbiamo 3 ricoverati in malattie infettive, cerchiamo di tenere le malattie infettive le più sgombre possibili, dimettendo dalle malattie infettive e trasferendo magari in pneumologia proprio per avere la disponibilità di spazi nell'ambito delle malattie infettive qualora arrivasse appunto in ospedale un caso da porre immediatamente in isolamento e da approfondire e da studiare. E come dicevo abbiamo 5 pazienti ricoverati in terapia intensiva a Trecenta. Come vi ho detto più volte, abbiamo già attrezzato 10 posti letto di terapia intensiva aggiuntiva rispetto a quelli da programmazione a Trecenta, che è l'ospedale Covid, e di questi 10 posti letto voi capite che ne abbiamo già occupati 5. Questo è un segnale importante che dice appunto della pesantezza, ecco, di queste situazioni.
Stamani abbiamo avuto la rassicurazione da parte della Regione, anche nella videoconferenza con il Presidente Zaia, che nei prossimi giorni e alla volta di mercoledì o giovedì dovrebbero arrivare ulteriori strumentazioni, ventilatori, monitors, pompe per attrezzare gli altri posti letto di terapia intensiva, anche perché temo purtroppo che questo numero di 5 pazienti sia destinato a crescere ancora, perché come ho detto prima, anche se la curva incominciasse a ridurre la sua impennata di crescita, però il tema coronavirus durerà ancora a lungo e probabilmente raccoglieremo ancora situazioni clinicamente importanti e pesanti. Questo per quanto riguarda un po' il tema, il tema dei ricoveri, delle forme positive. Ribadisco che la provincia di Rovigo è la provincia con il minor numero di casi di positività, che la sua curva, l'andamento della curva relativo ai casi di positività è un po' diverso rispetto a quelle di altre province. Abbiamo Verona che esplode, abbiamo Padova sempre particolarmente impegnata, come Treviso, come Venezia, quindi la curva polesana ha un andamento più dolce, inferiore rispetto a quello delle altre province, però come ho detto 1000 volte non bisogna assolutamente abbassare la guardia e mantenere quelle misure di precauzione e di attenzione che consistono prima di tutto nel mantenere l'isolamento rispetto alle altre persone, cioè nel rimanere a casa ed evitare i contatti rispetto ad altre persone, uscire solo se strettissimamente necessario e rispettare, qualora si esca, ma anche dentro casa, tutte quelle norme prudenziali che sono ben note: la distanza di 1 metro, lavarsi le mani, ecco, non utilizzare in casa tutti la stessa biancheria, ecco, magari utilizzare bagni diversi per quello che è possibile, ma evitare soprattutto di utilizzare la stessa biancheria. Da un punto di vista anche di informazione tecnica relativamente al tema dei tamponi, come ho già detto negli altri giorni, prosegue la nostra attività che è differenziata appunto secondo 2 filoni: i tamponi che vengono eseguiti ai casi sospetti, tamponi che individua il servizio di igiene e sanità pubblica, oppure le persone che arrivano in ospedale come caso sospetto vengono ricoverate e quindi viene avviata l'esecuzione del tampone. Quindi questo è il filone dei casi sospetti, dei casi più importanti che hanno l'assoluta priorità, e prosegue anche il filone dello screening, chiamiamolo, cioè dei tamponi che vengono eseguiti al personale sanitario, al personale delle case di riposo e forze dell'ordine e quant'altro. Questo filone avrà probabilmente da domani una accelerata, perché da oggi alle 12 abbiamo iniziato a processare i tamponi anche presso il laboratorio di Trecenta, con un'attrezzatura che avevamo in casa, che abbiamo modificato, adattato proprio alla processazione dei tamponi per la ricerca del coronavirus. E sono arrivati i pezzi, abbiamo i kit e da oggi alle 12 è iniziato il primo ciclo di processazione. Oggi è anche un po' un test, vediamo se tutto funziona. Da domani potremmo essere in grado di processare almeno domani un'ottantina di campioni, e contiamo poi da mercoledì di avviare un ciclo H24, quindi con attività ininterrotta, con presenza di tecnici in laboratorio nelle 24 ore, e di arrivare
alla processazione, insomma, di circa 180-200 campioni al giorno. Non è un numero altissimo, però è importante per noi che dipendiamo completamente dal laboratorio di Padova, il quale sta ricevendo una miriade di richieste da buona parte della regione. Quindi questo ci permetterebbe di lavorare non solo per i casi sospetti, quelli diciamo più importanti, più urgenti, ma anche per avviare, appunto, per implementare, per proseguire e implementare l'attività dello screening. Domani dovrebbe arrivare anche una delle macchine che sono state acquisite dalla regione per utilizzare dei test rapidi. Anche in questo caso parliamo di circa 8 test all'ora, però utilizzandola, voi capite che utilizzandola anche a pieno regime, anche qui parliamo magari di un 150, massimo 180-190 test al giorno. Però ripeto, per noi sarebbe già particolarmente importante, per cui da domani insomma dovremmo avere una maggiore autonomia e quindi potremmo implementare il tema dei campioni, della esecuzione dei tamponi anche a scopo di screening. C'è una richiesta che viene fatta anche da più parti, ma il personale sanitario viene sottoposto al tampone. Certamente abbiamo già iniziato e abbiamo già eseguito circa 200 tamponi sui nostri dipendenti e i risultati avuti fino ad oggi sono tutti negativi. Questo è molto importante per tanti motivi. Il primo ovviamente per il soggetto, anche perché i nostri operatori stanno lavorando non solo gravati da un impegno fisico importante, ma gravati anche da un peso psicologico, ecco, di essere perennemente a contatto con persone positive o potenzialmente positive. E quindi questo è un dato particolarmente importante prima di tutto per loro. È importante per quanto riguarda la operatività e la continuità dell'attività dell'azienda, chiaramente è importante perché indirettamente ci dice che anche il nostro personale, quindi che le misure che sono state messe in atto per quanto riguarda la sicurezza in tema di percorsi, di precauzioni da prendere relativamente a distanze o quant'altro e utilizzo mirato e oculato dei dispositivi di protezione sta dando i suoi frutti. Ovviamente questa attività di esecuzione dei tamponi del nostro personale, come dicevo, nei prossimi giorni avrà anche un aumento proprio legato alla possibilità di avere una certa capacità di processazione in loco. Per quanto riguarda sempre per quanto riguarda anche i tamponi, ecco un altro aspetto importante. Parliamo adesso di esecuzione dei tamponi e parliamo di case di riposo. Vi ricordate che nei giorni scorsi abbiamo avuto due situazioni, una nell'Alto Polesine e una qui a Rovigo, due situazioni, una struttura più grande e una molto più piccola, due situazioni con riscontro di positività legata inizialmente ad un operatore e poi abbiamo avuto riscontri di positività anche tra alcuni ospiti. Il personale di queste due strutture è stato sottoposto al test appunto del tampone per la ricerca del coronavirus. Per quanto riguarda la struttura dell'Alto Polesine, sono 50 dipendenti che erano stati testati, hanno avuto riscontro negativo, siamo in attesa di una ulteriore quota residua dei tamponi che erano stati effettuati, probabilmente l'avremo domani, però ecco è importante appunto che i primi 50 operatori testati hanno avuto appunto un test negativo. C'è stato anche un caso di positività, come avete letto anche nelle cronache quotidiane,
un caso di positività di un medico che operava presso un centro servizi, una casa di riposo del Basso Polesine. Bene, per quanto riguarda questa situazione, ecco, noi abbiamo avuto il riscontro della positività del medico che operava venerdì, che se non sbaglio era il giorno 20, venerdì 20 il medico era stato posto in isolamento già dal giorno 19, il giorno 20 abbiamo avuto, dal 18 credo, abbiamo avuto il riscontro della sua positività. Abbiamo lo stesso giorno 20, venerdì pomeriggio, abbiamo avvisato la struttura della positività del medico che operava nella struttura stessa, in modo che venissero poste anche in isolamento o che venissero informate le persone che erano state a contatto con lui. Abbiamo cercato di ricostruire tutti i contatti, abbiamo chiesto alla struttura di avere, visto che c'è una domanda che sta anche un po' correndo a livello di social e anche a livello di discussione nel comune del Basso Polesine, che pone anche il sindaco. Ecco, noi abbiamo chiesto fin da venerdì pomeriggio l'elenco dei nominativi delle persone che potevano essere state in contatto secondo la turnazione con il medico risultato positivo. Abbiamo avuto stamani la risposta con l'elenco dei nominativi, per cui inizieremo ad eseguire il tampone presso questi operatori, ma ripeto, abbiamo avuto stamani l'elenco dei nominativi delle persone che erano state a contatto nei giorni precedenti al riscontro della positività del medico presso la struttura. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, ecco, qui ci sono anche parecchie domande che vengono dai cittadini come anche dai giornalisti locali. Allora, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, intanto una nota di carattere generale. Allora, Azienda Zero, per conto della regione, per conto di tutte le ULSS, sta acquisendo tutto il materiale possibile a livello internazionale. Non va nascosto chiaramente che vi è una difficoltà in questa operazione legata al fatto che tutto il mondo sta chiedendo dispositivi di protezione individuale alle ditte produttrici e le ditte produttrici privilegiano il paese dove, per quanto riguarda la fornitura, dove le ditte sono presenti. Per cui abbiamo situazioni di ordini che erano partiti con risposta con una risposta che assicurava la loro evasione, e poi improvvisamente l'ordine le ditte hanno comunicato che non lo avrebbero più evaso perché dirottato sul paese di origine. Situazioni che stanno diventando purtroppo sempre più frequenti. Comunque Azienda Zero sta assicurando assolutamente un rifornimento continuo di dispositivi di protezione individuale a tutte le aziende, compresa la nostra. È chiaro che stiamo parlando di dispositivi e di quantitativi che sono adeguati quindi all'attività dell'azienda. Quello che, come ho già detto, non siamo in grado di fare è di poter essere anche di grande aiuto alle altre strutture esterne all'azienda ULSS. Abbiamo dato una mano a enti,
a varie attività, alle forze dell'ordine, insomma per quello che potevamo, però non possiamo fornire, quello che voglio dire è che non possiamo fornire grandi quantitativi, però è altrettanto vero che per quanto riguarda l'immediato futuro ci sono degli importanti ordinativi in corso e che dovrebbero arrivare con milioni di dotazioni di dispositivi di protezione individuale, mascherine di vario tipo, per cui oltre alle aziende sanitarie probabilmente la Regione sarà in grado di poter dare una mano anche ad altre strutture, ad altri enti. C'è un dibattito aperto relativamente al tema delle mascherine che sono state distribuite dalla Regione. Sono le mascherine con il marchio, appunto con il simbolo della Regione. Sono mascherine assimilabili a mascherine chirurgiche. La domanda è se sono monouso, se sono lavabili. Allora, sono monopersona innanzitutto, nel senso che possono essere utilizzate dalla stessa persona anche non solo una volta, ecco, non solo una giornata. Sono monopersona, chiaramente, sono in TNT, tessuto non tessuto, e teoricamente è un tessuto anche lavabile, però sinceramente non so dirvi se è una domanda che è stata anche posta, se sono lavabili. Questo non ve lo so dire, bisognerebbe fare la prova ognuno, però sono mascherine monopersona, ecco, questo certamente. Per quanto riguarda la loro distribuzione, la Regione ha approntato 2 canali attraverso la Protezione Civile di distribuzione nelle case di riposo e di distribuzione ai sindaci, perché poi a loro volta le distribuiscano ai cittadini. È ovvio che è stata un primo quantitativo insufficiente ai 5 milioni di persone della regione, ma questa è una prima tranche alla quale ne seguiranno poi ne seguiranno altre. A cosa serve la mascherina? Allora, la mascherina chirurgica serve a proteggere le altre persone, cioè se noi siamo di fronte ad un'altra persona, avere la mascherina protegge la persona che ho davanti. Quindi se 2 persone che si incontrano hanno ambedue la mascherina, si proteggono l'una con l'altra, una protegge l'altra, l'altra protegge l'uno. Se andate a fare la spesa al supermercato o al negozio, serve la mascherina? Beh, prima di tutto serve mantenere le distanze di sicurezza, la distanza di 1 metro, serve indossare i guanti, serve pulirsi sempre le mani dopo avere anche fatto magari la spesa. E se non avete i guanti, se avete i guanti ancora meglio. La mascherina serve, la mascherina, come ho detto, la mascherina chirurgica serve a proteggere la persona che ho davanti, ecco, comunque è un sistema di protezione collettiva. Va sempre usata la mascherina? Beh, non è detto che va sempre usata. Prima di tutto vanno rispettate le norme di sicurezza. Se io rispetto la distanza di 1 metro, mi lavo le mani, eccetera, posso anche non usare la mascherina, però certamente l'uso della mascherina, soprattutto quando si va fuori, si va in luoghi dove vi sono altre persone, come ho detto, aumenta il livello della sicurezza collettiva. Per quanto riguarda anche altre questioni, dunque, da un lato, dicevo sì, il tema delle mascherine è un tema particolarmente dibattuto, però vi ho detto, ecco, per quanto riguarda anche le mascherine distribuite dalla Regione, ne arriveranno, come ha detto il Presidente Zaia, il Presidente della Regione Zaia, ne arriveranno anche delle altre, quindi
quindi questa è stata solo una prima distribuzione alla quale poi ne seguiranno altre da parte della regione. Prima di darvi anche un'informazione operativa, ieri domenica e sabato lo Spisal ovviamente non è uscito per i suoi controlli, essendo le fabbriche chiuse, le aziende chiuse. Oggi riprende la sua attività. Come ho già detto, siamo partiti dalle aziende più grandi, più importanti, ma seguiranno anche le aziende più piccole. L'obiettivo è di verificare se vengono rispettate le norme di sicurezza dal punto di vista dell'utilizzo dei dispositivi, ma anche dal punto di vista, ad esempio, a livello della mensa, del rispetto delle corrette distanze. Finora, come vi ho detto, abbiamo avuto un riscontro ottimale dal punto di vista del rispetto delle regole relative alla sicurezza e dell'utilizzo dei dispositivi adeguati all'attività che viene svolta. Stamani ho avuto modo anche di sentire il dirigente di una delle più importanti aziende del territorio polesano, proprio per capire com'era la situazione all'interno dell'azienda, e ha avuto il riscontro che loro garantiscono il rifornimento continuo dei dispositivi di sicurezza necessari, quindi bene. Vedremo com'è il bollettino questa sera per quanto riguarda i controlli e lo Spisal. Chiudo con una informazione. Voi sapete che l'attività ambulatoriale è stata drasticamente ridotta per due motivi. Uno, per evitare lo spostamento delle persone, evitare che le persone escano di casa se non per motivi necessari e che arrivino in ospedale. Secondo, per recuperare anche personale da dedicare alle attività legate all'assistenza al coronavirus nell'ambito della riorganizzazione che ha investito tutti gli ospedali del Veneto da questo punto di vista. Allora, per quanto riguarda le visite ambulatoriali, ci sono tantissime persone che telefonano al CUP per avere informazioni o chiedere o quant'altro. Allora, quando chiamate il CUP, se avete bisogno di informazioni relativamente all'attività ambulatoriale, è stato aggiunto il tasto 4 per avere appunto notizie e informazioni sull'attività della specialistica ambulatoriale. Componendo quindi il numero del CUP va poi aggiunto il numero 4. In questa maniera direttamente si apre un canale relativo alle informazioni sull'attività specialistica. Alle persone che avevano una visita prenotata e che è stata temporaneamente sospesa, ovvero differita in relazione appunto alla disposizione di andare drasticamente a ridurre il numero delle visite specialistiche, se non per quelle urgenti o prioritarie, ecco, non chiamate il CUP per sapere quando ci sarà la visita prossimamente, nel prossimo futuro. Non chiamate, non serve, perché sarà il CUP stesso che una volta che la situazione attuale terminerà, e non sarà a breve, non sarà a brevissimo, non sarà a breve, probabilmente ne avremo ancora per diverse settimane, ma ripeto, sarà il CUP stesso che vi contatterà per darvi l'informazione sul nuovo appuntamento. Non abbiamo dimenticato nessuno degli appuntamenti che erano previsti, richiameremo tutte le persone e a tutte le persone daremo un nuovo appuntamento. Bene, ovviamente questa è anche l'occasione per ringraziare tutti gli operatori del CUP che in questi giorni sono veramente subissati da tutta una serie di richieste di informazioni e stanno cercando di evaderle con rapidità e con pazienza.
Se dovete attendere un po' per avere una risposta, sappiate che non è legato assolutamente a inefficienza, ma è legato proprio al fatto che arrivano tante telefonate di informazione. Io per oggi chiuderei qui, ci risentiamo domani e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie.